L'autonomia tutto rinviato al 15 febbraio, Zaia è comunque soddisfatto, ora però dice si gioca la partita decisiva. Il commento del direttore Luigi Bacialli, primo passo ma restano i bastoni tra le ruote. Viaggiava in treno come un normale passeggero ma era ricercato per omicidio, 28enne polacco bloccato dalla Polfer a Verona. Un'altra giovane vita spezzata sulle strade, 46enne imprenditore vicentino muore nello schianto della sua auto contro un albero ad Altivole. Inghiottito dalla laguna dopo un incidente nautico, non è ancora stato trovato il pescatore chioggiotto scomparso durante la notte in laguna. Le lacrime e la rabbia del gioielliere di Mogliano dopo la razzia dei ladri nel negozio chiuso per lutto per la morte della moglie, 11° colpo subito, ora chiuderà per sempre. Promettevano di poter moltiplicare le banconote con un esperimento chimico, banda di truffatori scoperta dalla Guardia di Finanza, tra le vittime anche un imprenditore. Via Anelli a Padova, il sindaco Giordani si sbilancia, abbattimento in primavera. Dopo Natale intanto entra nel vivo la procedura di esproprio degli appartamenti rimanenti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano ancora l'autonomia del Veneto, tutto rinviato al 15 di febbraio. Zaia è comunque soddisfatto, finalmente c'è una data, dice, ma su questo tema la Lega si gioca il consenso. Sentiamo. L'autonomia del Veneto, quella nero su bianco, slitta ancora e sulla bozza d'intesa manca il via libera dei ministri 5 Stelle, titolari di alcuni settori cardine rispetto ai quali Venezia vorrebbe maggiore libertà d'azione, a cominciare dalla sanità. Sotto l'albero la Lega e i cittadini non troveranno dunque l'attesa firma del Premier Conte. Dal Carroccio si cerca di guardare più o meno forzatamente il bicchiere mezzo pieno. Il 15 febbraio, data in cui il Presidente del Consiglio dovrebbe sottoscrivere l'accordo, non è così lontana e il governatore Zaia risponde in questo modo quando gli si chiede se il Veneto non sia di fronte all'ennesima presa in giro. Ma decisamente no, visto e considerato che per la prima volta nella storia entra in Consiglio dei Ministri il tema dell'autonomia e viene trattato e soprattutto c'è una presa di posizione, una dichiarazione del Presidente del Consiglio che dice il 15 febbraio, io entro il 15 febbraio firmerò il provvedimento, per cui sarà sufficiente farci un cerchietto sul 15 febbraio nel calendario e controllare quando arriverà. Lei dunque ha ancora fiducia nel governo, in questo governo? Io ho fiducia assolutamente in questo governo nel momento in cui mi dà date, mi dà certezza per le firme, se non ce le avessi non ce l'avrei. Istruttoria terminata entro il 15 gennaio, firma come detto entro i 30 giorni seguenti. Zaia si fa a sua volta garante di un passaggio su cui la Lega si gioca buona parte del suo consenso in Veneto. D'altro canto dice se in Parlamento dovesse mancare la maggioranza sull'autonomia le conseguenze politiche sarebbero immediate. Io dico che la Costituzione è chiara, firma dell'intesa tra Regione e Governo, la singola Regione, dopodiché va alle Camere e deve essere approvato a maggioranza assoluta. Immagino che se non passasse un provvedimento del genere qualche problema la maggioranza ce l'avrebbe. Ma con una manovra finanziaria che scontenta le categorie economiche e un'autonomia continuamente rinviata anche tra i cittadini c'è il rischio che cali la fiducia. Io penso che il tempo dovrà essere galantuomo e sarà galantuomo. Penso che si dovranno valutare le azioni di governo e una è importante per il nord, per il Veneto, per la Lombardia, per l'Emilia Romagna e per le regioni proprio quella dell'autonomia. Quindi se si parla di consenso, il consenso nasce dal fatto che dà risposta ai bisogni dei cittadini. Il primo bisogno qui da noi è avere l'autonomia. E su questo tema sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Buonasera, è comprensibile la soddisfazione del governatore Luca Zaia per questo primo passo verso l'autonomia. Dopo mesi di indifferenza e di disinteresse da parte del governo, anche un piccolo progresso può suscitare entusiasmo. Però diciamoci la verità, la montagna ha partorito un topolino. Non è sufficiente rinviare, anzi è abbastanza offensivo per chi ha tanto lavorato in questo anno, dal 22 ottobre del 17, cioè del referendum storico con 2.328.000 veri che sono andati a votare ad oggi, come Zaia ha lavorato tantissimo il Presidente, ha lavorato tantissimo la Ministra Stefani e poi tutta la consulta, tutte le persone che si sono date da fare, sentirsi dire vabbè adesso rinviamo il 15 gennaio e poi vabbè rinviamo il 15 febbraio, poi mettiamo una firma forse
e poi ci sarà tutto l'iter parlamentare, un disegno di legge che dovrà essere approvato dalla maggioranza dei parlamentari. Insomma, siamo ancora fermi e si rischia di andare alle calende greche, con il rischio che con questi chiari di luna poi il governo possa saltare e quindi potrebbe naufragare tutto e tutti questi sforzi sarebbero stati del tutto inutili. Ma soprattutto ha fatto un certo effetto sentire il Presidente del Consiglio chiamare il Ministro per le Autonomie Erika Stefani. Si chiama Stefani e in una squadra ci si dovrebbe conoscere e bisognerebbe pronunciare i nomi dei propri ministri, in questo caso correttamente. Così come ha fatto una certa impressione sentire Matteo Salvini dire ma tutti i ministeri sono d'accordo, il Ministero degli Interni, l'Agricoltura, quello dell'istruzione, grazie, sono guida leghista, e Toninelli con le infrastrutture e la Grillo per la salute sono tutti contrari. Se si va avanti così, veramente soprattutto la Lega nel nord-est rischia di perdere consenso. E oggi il Corriere della Sera ha riportato un dato che gira in un sondaggio tra esponenti del Carroccio, che parla della perdita di 8,5 punti negli ultimi 3 mesi, cioè da settembre ad oggi, per via dei contrasti, la guerra all'Europa, questo reddito di cittadinanza che fa imbestialire gli imprenditori, la mancanza totale di novità sulla flat tax. Tutto questo potrebbe davvero far perdere colpi al Carroccio, che si trova in una situazione davvero egemonica. Noi, per simboleggiare il nostro sostegno al Presidente Zaia, abbiamo deciso di togliere dai nostri studi la bandiera con la scritta autonomia subito. È imbarazzante questa autonomia subito a questo punto. Abbiamo messo la bandiera istituzionale, regionale, che rappresenta questo territorio, perché quell'altra è una bandiera di guerra e qui la battaglia la si sta combattendo contro un muro di gomma ed è offensivo per il Presidente Zaia, per il Ministro Stefani e in particolare per i milioni, 2.380.000 veneti che sono andati a votare. Quindi vediamo cosa succederà nei prossimi mesi, ci vuole la spinta però di tutti coloro che hanno creduto e che credono nell'autonomia, perché non basta votare e poi infischiarsene, anche sui social bisogna fare pressione nella speranza che i ministri, i parlamentari, i veneti soprattutto, si muovano ed evitino il silenzio assordante. Prima o poi l'autonomia arriverà, ma bisogna combattere, è una battaglia, come dice Luca Zaia, è la madre di tutte le battaglie, ma non si può stare nelle retrovie, bisogna andare nelle trincee. La cronaca ora: era ricercato per aver ucciso un uomo e viaggiava in treno in giro per l'Italia. Un cittadino polacco di 28 anni, riconosciuto colpevole del reato di omicidio preterintenzionale di un connazionale durante una rissa, è stato arrestato dalla Polfer alla stazione di Verona Porta Nuova. Sull'uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma. I poliziotti sono intervenuti nell'ambito di un servizio di controllo disposto in 14 stazioni italiane. Nel compartimento della Polizia Ferroviaria di Verona, il Trentino Alto Adige, complessivamente sono stati impegnati circa 80 agenti e controllate oltre 200 persone. Un'altra croce sulle strade della provincia di Treviso: a perdere la vita all'alba di oggi un giovane imprenditore vicentino. Ancora sangue sulle strade, a perdere la vita attorno alle 4 di oggi Massimo Quattoni, 46enne di Rossano Veneto. L'uomo, titolare di una concessionaria d'auto a Rosà, stava guidando la sua Mercedes lungo via Castellana dal Tivole quando, per causa ancora in corso l'accertamento da parte della Polstrada, ha perso il controllo del mezzo, si è schiantato in pieno contro un albero all'altezza della deviazione dei cantieri della Pedemontana, da Asolo verso Riese. Un impatto tremendo, inutile ogni soccorso sul posto, l'ambulanza del SUEM e i vigili del fuoco, ma per Massimo Quattoni non c'è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha fatto in un attimo il giro del paese, sotto shock la comunità di Rossano, e un messaggio di cordoglio arriva dalla sindaca Morena Martini. Massimo ci ha colpito il fatto bell'età, perché è giovane, il fatto che fosse un ragazzo pieno di vita, amante degli amici, dell'amicizia, della compagnia. Rossano è un paese piccolo, ci conosciamo tutti, siamo vicini alla famiglia come possiamo, nelle misure in cui possiamo, e sarà un Natale particolarmente pesante per tutti noi,
perché è un'altra giovane vita che se ne va. Ed un altro grave incidente si è verificato ieri sera a Villanova di Campo San Piero, investite da un'auto pirata mentre stavano per entrare in pizzeria per una serata di festeggiamenti con amici e colleghi. Sono gravi 2 infermiere. Sentiamo. Villanova di Campo San Piero, via Ampezzon. In pieno graticolato romano l'incidente è avvenuto alle 21 di un venerdì prenatalizio che doveva essere di festa. 2 infermiere quarantenni stanno entrando in una nota pizzeria della zona quando arriva un'auto. Pare si tratti di una BMW Serie 3 che li investe in pieno e poi scappa. Una delle 2 donne viene sbalzata in un fossato vicino, immediati scattano i soccorsi, arrivano le ambulanze dall'ospedale di Padova e di Campo San Piero, le condizioni appaiono gravi. Sul posto anche la polizia stradale di Piove di Sacco che è alla ricerca di ogni possibile indizio per rintracciare l'auto pirata. Nessuna delle 2 donne è in prognosi riservata, ma entrambe sono ricoverate. Inghiottito dalla laguna dopo un incidente nautico, non è ancora stato trovato il pescatore Chioggiotto scomparso nelle acque vicino a Pellestrina durante la notte. Sentiamo. Sono proseguite invano per tutta la giornata le ricerche di Endri Febo, il pescatore 45enne di Chioggia scomparso all'1:30 di questa notte nelle acque del canale Spignon, dopo lo scontro tra 2 barche di circa 5 metri nel tratto di laguna a ovest del litorale dell'isola di Pellestrina. L'amico che era con lui in barca ha raccontato al personale del pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia di aver cercato inutilmente di trattenerlo dopo il violento impatto, ma di aver perso la presa quando entrambi sono caduti nell'acqua gelida. 2 le persone a bordo anche dell'altra imbarcazione. I 3 superstiti sono stati raccolti pochi minuti dopo l'incidente da un peschereccio di passaggio. L'equipaggio ha prestato loro i primi soccorsi mentre sul posto si precipitavano i vigili del fuoco per dare inizio alle ricerche del disperso. Ma gli sforzi incessanti del nucleo sommozzatori di Vicenza e Venezia e del personale di Chioggia non hanno dato l'esito sperato. Dopo lunghe ore di apprensione le operazioni sono state interrotte al calare del sole. Riprenderanno soltanto in mattinata nella zona nota come Valle dei Sette Morti, dove sono presenti numerosi allevamenti di mitili. Sul posto anche i carabinieri di Venezia e Chioggia, a cui spetterà il compito di ricostruire nei dettagli l'accaduto e accertare eventuali responsabilità. È l'11° furto subito, ma per il gioielliere Giorgio Carraro di Mogliano l'ultima razzia è stata la più pesante. Un momento così brutto non l'ha mai passato? No, mai, in vita mia mai. Anche perché è successo che porto mia moglie, è proprio stigionica. Non sono più capace di parlare. Prima il lutto per la scomparsa della moglie, poi la mazzata della razzia, tutto in pochi giorni. Giorgio Carraro è sconvolto, non riesce a trattenere le lacrime. I ladri hanno forato la parete del negozio attraverso un locale adiacente ora sfitto e sono entrati. La gioielleria infatti era chiusa da alcuni giorni per lutto a causa del decesso della moglie dell'anziano titolare. Ladri davvero senza cuore che hanno approfittato della disgrazia per agire in tutta calma. Per cui era tranquillo, qui ho trovato il disastro peggio. Non capisco niente. Le hanno portato via tutto? No, tutto no, perché è rimasto qualcosa, vede, per fortuna, ma se no da buona parte. Il gioielliere nella sua lunga carriera ha subito numerosi furti e rapine. Anche la banda della Riviera del Brenta, capeggiata da Felice Maniero, lo aveva rapinato, un'esperienza che l'ha segnato nell'anima e nel corpo. Questo è l'11° furto, che i carabinieri lo sanno, e 2 rapine. Da prima del signor Maniero, dico signor perché se mi viene da tiro, mi ha rotto 2 costole, il setto nasale mia moglie, e sono un mese di ospedale frega mia moglie, perché aveva il setto nasale rotto e tutti i buchi, perché battevano così. Annientato dal lutto e mortificato dall'11° furto, Giorgio Carraro ha deciso di mollare tutto e di ritirarsi, cercando di svendere i pochi preziosi rimasti in negozio per poi ritirarsi a vita privata. Mi rilascio l'attività qui dopo le feste qui. Chiude con una grande tristezza. Sì, moltissimo, guardi. Signor Giorgio, a queste persone che le hanno causato questo danno, questo grande dolore? Cosa dovrei dire? Se dovesse essere schietto,
A me mi hanno insegnato che da piccolo, quando vedo una mela marcia dentro un cassetto, bisogna levarla perché sennò basta anche a quelli. Ecco, tutto qua. Ha capito cosa voglio dire? Dicevano di poter moltiplicare le banconote, ma era una truffa, vittima un imprenditore di Thiene. Un liquido magico in grado di trasferire l'inchiostro delle banconote vere su altre pretrattate originate da semplici fogli di carta e voilà, il gioco è fatto, o meglio la truffa è servita. Vittima un incauto imprenditore di Thiene, artefici dei moderni stregoni africani, 4 senegalesi. I truffatori si erano organizzati con delle lastre che riproducevano dei facsimili di banconote del taglio da 50 euro, prodotti chimici, boccettine e della carta simil filigranata per poter indurre in errore l'ignaro imprenditore. Al malcapitato era stata assicurata la moltiplicazione di 20.000 euro che questo avrebbe dovuto consegnare al fine di produrne almeno il triplo attraverso una inverosimile procedura chimica. I 4 senegalesi erano riusciti in vari incontri a carpire la fiducia dell'uomo, mostrandogli in altre circostanze il procedimento chimico come dei moderni alchimisti, ma anziché cercare di produrre oro, loro moltiplicavano denaro. L'imprenditore, convinto del risultato raggiunto nella dimostrazione, aveva deciso di investire parte dei propri risparmi, tranne poi forse, illuminato o insospettito dei comportamenti dei 4, ha fatto la scelta giusta. Si è ravveduto e, sospettando una truffa, ci ha segnalato la situazione. Smascherate alle fiamme gialle, i 4 senegalesi sono stati denunciati e il materiale posto sotto sequestro. La pubblicità, ora ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo a Padova perché sarà il destino di via Anelli a caratterizzare gli ultimi lavori del 2018 della Giunta Giordani a Padova. 2019 è l'anno di via Anelli. Sì, do per contato, neanche mi sogno che non sia. Io penso che in primavera avremo oltre all'acquisizione anche abbattuto tutta via Anelli. Ruspe entro la primavera in via Anelli. È l'impegno che il sindaco Giordani si assume con tutta la città. L'abbattimento delle palazzine dell'ex complesso Serenissima, simbolo di spaccio, violenza e degrado, sono al centro di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana inserito in un gioco a incastro. Nuova questura in via Anelli, ex caserma Prandina al Comune. Il 28 dicembre la Giunta voterà la dichiarazione di progetto di pubblica utilità, dando il via alla procedura di esproprio, coinvolti piccoli proprietari ma anche l'Ater. Non è un gesto di inimicizia, è la legge che mi obbliga a fare questo. Mi spiego meglio. Quando facciamo un esproprio non possiamo fare figli e figliastri, devono andarci in mezzo tutti. Ho parlato con l'assessore Lazzarin, ho detto guarda, questo non è un gesto di inimicizia, è che devo farlo. Per cui dopo le vacanze terroremo per sistemare anche la faccenda, chiarirci, fare un tavolo tecnico. 27.000 euro il valore dell'appartamento, 3.000 euro il garage, questo stabilisce il demanio e questo il comune accantonerà per ogni appartamento espropriato. Sulla strada dell'abbattimento un problema concreto, 2 cabine Enel sotterranee che servono tutto il quartiere. Ho parlato l'altro ieri con l'Enel, bisogna che noi le spostiamo, le costruiamo noi a nostre spese. Per cui faremo questo per portare via un po' di tempo, obiettivamente. Non sono centrali solo per via Anelli, sono del quartiere, per cui ovviamente non possiamo mica togliere l'energia elettrica al quartiere. Delle spese si farà carico il comune, spiega il sindaco, che indica gli obiettivi. In autunno consegnare l'area bonificata al demanio per la questura e concentrarsi sul progetto Prandina Corso Milano. Restiamo a Padova per parlare della Rinascente, prossima alla chiusura, oggi sciopero delle commesse, vediamo. Freddo pungente, listone affollato, sarà un Natale amaro per le 39 lavoratrici e lavoratori diretti della Rinascente, 80 se si contano quelli dell'indotto, che hanno deciso di incrociare le braccia e fanno sentire la loro voce armate di megafono, bandiere e cartelloni. Loro fuori, dentro il negozio affollato. Per noi è uno schiaffo morale, siamo qui fuori a reclamare i nostri posti di lavoro e all'interno sono stati assunti un sacco di interinali che vengono
a tappare il buco che lasciamo noi, non è colpa loro, ma il Rinascente ci paga in questa maniera, ci fa solo che male. L'annuncio della chiusura della sede di Padova a sorpresa a fine novembre. Dopo il grande incasso del venerdì nero noi siamo stati convocati perché ci aspettavamo le congratulazioni del nostro amministratore delegato e invece in riunione ci hanno detto che il Rinascente chiudeva e di fronte a questo non abbiamo potuto fare altro. Non licenziamenti, chiusura della sede, ferma l'azienda che offre trasferimenti nelle sedi di Milano, Monza, Torino, Catania, Cagliari. Impossibile, spiega Ivana, dipendente Rinascente da 15 anni. Lei pensa di poter accettare un eventuale trasferimento in un'altra città? Ma comunque con un mutuo, con la famiglia qui, difficile. Anche se ti danno io sono part time, se ti danno anche un full time è un po' difficile. Perché o devi vendere tutto, ricominciare, fare, chi è pronto? Entrano ed escono clienti dal negozio, tanti hanno borse e pacchettini, qualcuno si domanda cosa accada. Intanto li notiamo di più, ci chiediamo perché e magari si impara qualcosa. Dentro stanno acquistando lo stesso altri cittadini? Sì, ci sono code lunghissime, dovevamo comprare una caffettiera ma abbiamo girato tutti i banchi, code lunghissime. Eppure chiudono. Eppure chiudono. Al loro fianco i sindacati che chiedono all'azienda onestà e chiarezza. Questo è un licenziamento, vogliamo una procedura di licenziamento collettivo con gli ammortizzatori sociali che ci sono a disposizione. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia ha deliberato l'erogazione di un contributo di 500.000 euro da destinare alla Regione Veneto per gli interventi a favore delle famiglie e delle comunità locali colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre e novembre del 2018. Una buona notizia dunque per la montagna veneta. Ed era questa l'ultima notizia per oggi. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Prosegue un tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino avremo nubi basse, foschie e nebbie sulle pianure e sulle vallate, spesso fitte e persistenti anche per tutto l'arco della giornata, senza precipitazioni degne di nota. Sarà più soleggiato invece sui settori montuosi. Temperature fredde con minime tra 0 e 4 gradi. Valori massimi compresi invece tra 4 e 7 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà in prevalenza grigio a causa della presenza di nebbie, anche fitte, possibili sui settori montuosi e talvolta anche resistenti durante la giornata. Cielo molto nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 2 e 7 gradi. Massime comprese invece tra 7 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate alpine meridionali, ma si dissolverà presto. Sul resto della regione invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 11 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.